Claudio Boaro, Fronte Friulano. Allora Boaro, passata la festa, gabbato lo santo, adesso bisogna cominciare a lavorare non solo per cercare di capire se A, si farà un governo in Italia, B, se questo governo avrà durata, C, se questo governo, questa legislatura chiuderà i battenti già in autunno, e D, siamo già in chiave amministrative. Chiaro. Per quanto riguarda l'Italia siamo un po' tutti frastornati a vedere questi salti da una parte all'altra. Oggi si dimenticano già quello che avevano promesso l'altro giorno, sì, quelle cose che in politica ormai in questi anni siamo abituati a vedere. Purtroppo io non la chiamerei politica, la chiamerei mercato. Invece per quanto riguarda il locale, per quanto riguarda il Fronte Friulano, posso darvi alcune certezze. Il Fronte Friulano ci sarà, non sappiamo di preciso ancora chi saranno i nostri amici di cordata, però posso garantirvi chi non saranno i nostri amici di cordata. Chi non si è battuto con noi sul referendum per il no non sarà con noi. Chi non è stato attento a quello che succedeva al disastro delle UTI non sarà con noi. Chi non si è battuto per raccogliere le firme per l'acqua nella privatizzazione, nella contestazione di quanto avveniva nel sistema sanitario, e quindi gioco forza. Noi saremo con quei bravi sindaci e con altre persone di partito o non di partito che in questi casi ci hanno dato e gli abbiamo dato una mano. Penso di essere stato chiaro senza tirar fuori simboli e siglette. Posso dire bene di una persona a cui ci tengo, che è Mario Anzil. Abbiamo fatto un bel percorso assieme di lavoro e ci tengo a dirlo e a ringraziarlo, e lo sta facendo ancora in prima persona. Ecco, questi sono i nostri riferimenti, non quelli che si basano su quelli che ci dicono a Roma, che aspettano un momentino col bilancino per vedere cosa mi rende di più. Noi ci basiamo sulle persone che fino adesso hanno lavorato sempre per il nostro territorio e per le nostre famiglie e per le nostre imprese, e che non sono usciti all'ultimo momento, 2 mesi prima delle votazioni, dopo aver indossato le pantofole seduti sul divano per anni e anni, guardando mentre tutto crollava, cadeva, andava a diventare acido nel vero senso della parola. Questi qua adesso si propongono come i nuovi arrivati, che sanno tutto, che ci danno la soluzione. Noi siamo del parere che bisogna essere costanti nell'impegno e nella voglia di fare, e il Fronte Friulano penso l'abbia dimostrato in questi anni. Insomma, più chiaro di così, io l'ho lasciata parlare perché volevo fare questa domanda a lei. Però 2018 porta alla luce una cosa chiara e trasparente: il friulano vota ancora il tradizionale, diciamo così, la novità per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, mentre l'autonomismo per l'ennesima volta esce con le ossa rotte dalla tornata elettorale. Prima di tutto la gente, mi fa piacere, ha capito che è quello che stiamo predicando da sempre, che non bisogna confondere un'associazione culturale friulanista con l'amministrare e guardare quello che succede costantemente nella nostra società. Noi siamo autonomisti non di scontro, ma di confronto costante, Fronte Friulano, affrontare i problemi costantemente. Poi la parte storica, il folclorismo, paga per far teatro qualche volta, e qualcuno sta facendo teatro, questo mi disturba, prendendo in giro i friulani. Il vero autonomista oggi è quello che si preoccupa delle imprese, che continuino a mantenersi aperte, che i giovani abbiano la voglia di aprire una partita IVA, che diventerà l'imprenditore che fra 10 anni magari avrà 5-6 dipendenti. Questo è il vero friulano, l'autonomismo vero è questo qui, avere la forza e il coraggio di decidere a casa propria, in questo senso, altrimenti ci spegniamo. Perfetto, io ringrazio Claudio Boaro per l'intervento.